Riprendiamo con lavoro in corso sulla crisi 3.0 e poi faremo anche 4.0, poi non lo so, finché dura la crisi andremo anche a 10.0, speriamo di no. Speriamo di no. È sempre con noi Paolo Cavini, che è presidente CNA di Imola. Abbiamo fatto un discorso prima, anche Pietro, la domanda che ha fatto su un discorso generale, ci ha dato un quadro, un panorama generale. Io intanto volevo sapere una cosa da lei, presidente, all'interno di CNA Imola quante sono le imprese? Ci dia intanto... Allora, noi abbiamo circa 1500 imprese associate. Sì. E facevo un piccolo appunto rispetto a quello che mi è stato detto prima, sul discorso di fare sistema, di fare aggregazione di incentivi per la fusione. Sì. No, e io volevo dire semplicemente che già a livello associativo, oltre CNA, a livello nazionale abbiamo Rete Imprese Italia, praticamente sono altre 4 sigle oltre la nostra di organizzazioni sindacali del mondo dell'imprenditoria. Cioè le rispieghiamo, raccontiamole di nuovo, sono CNA, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio e Casa Artigiani. In Emilia Romagna è poco presente, ma comunque in altre parti d'Italia è più presente. Ecco, ACAI. Come? Si chiama ACAI, mi pare la sua sigla, dell'Associazione Artigiana. Sì, praticamente questa Rete Imprese Italia ha organizzato per il 18 di febbraio una manifestazione unitaria a Roma. Ecco, tengo a sottolineare che questa manifestazione è una manifestazione dove in piazza le associazioni porteranno gli imprenditori. Gli imprenditori per dire veramente basta a questa situazione che è veramente insostenibile dal punto di vista economico per gli imprenditori. E ci sono tutte quante, tutte no? quante, sì, tutte quante. Sotto l'egida in questo momento mi sembra della Confesercenti. Confesercenti, ecco. per questi 6 mesi è la rotazione semestrale, come il semestre europeo, insomma. Sì. E quindi faccio un appello, che ho la fortuna di essere qui, certo, a tutti gli imprenditori di recarsi presso la propria associazione, prendere eventualmente contatto per poter partecipare a Roma il 18 di febbraio, che più saremo numerosi sicuramente più grido faremo. Ecco, a proposito di protesta e appunto di queste manifestazioni, secondo lei, lei il polso, chi meglio di lei, voglio dire, siamo al limite della pazienza. Io adesso non voglio dipingere, prefigurare scenari drammatici, però siamo vicini all'implosione o all'esplosione, voglio dire, anche, a parte mi interessa sugli imprenditori. Poi, secondo lei, perché è anche un cittadino, certo, se voglio da lei un... Guarda, io penso che il discorso della pazienza è un fattore soggettivo, quindi certo, ognuno può perdere in modo negativo e manifestare azioni che non vanno bene. Però io penso invece che proprio siamo allo stremo. Sono allo stremo sia le aziende ma anche le famiglie, perché penso che le famiglie abbiano perso in questi ultimi 5-6 anni un potere d'acquisto esagerato. Certamente. E quindi io non dico perdono la pazienza, io quello che dico ai politici che incontro ogni tanto, tenete conto che le imprese e le famiglie sono sul punto massimo del loro stremo, cioè non riescono più, i conti non quadrano. Un'altra cosa che io a volte mi soffermo su questa particolarità, un imprenditore, soprattutto i piccoli e medi imprenditori o i piccolissimi, che siano artigiani o commercianti, certo. Non fa la differenza, che sono in una grande difficoltà. Oggi, proprio perché l'imprenditore vive la sua bottega come la sua vita, la sua attività come la sua vita, i suoi collaboratori come i suoi familiari, si trova nelle condizioni che molte volte non è che porti i libri in tribunale come fa una multinazionale, una grossa impresa, prima che questi vendono il capannone prima, consumano, utilizzano tutte le loro risorse che avevano messo da parte negli anni, e il momento in cui gli vada male, anche avendo fatto queste rinunce, queste persone diventano, come dico io, degli invisibili, cioè loro non hanno ammortizzatore sociale, la loro famiglia passa delle fasi forse anche di degrado molto elevato. Quindi oggi, quando si sente parlare degli imprenditori in difficoltà, mi piacerebbe riuscire a focalizzare che l'imprenditore che è in difficoltà
che deve chiudere la propria attività, è un imprenditore che effettivamente è arrivato a quel punto ma ci ha già messo tutto, non ha più assolutamente niente da spendere. Non ha più assolutamente nulla. Dimmi, Pietro. Volevo fare una domanda, non per dividere il fronte degli imprenditori, ma per verità. Io penso che quello che ha detto il Presidente della CNA Imolese abbia un fondamento di verità autentico e non lo metto in discussione perché i piccolissimi imprenditori sono falcidiati, tra l'altro, anche numericamente. Però non è che tutta l'impresa funziona così, cioè, ci sono anche i furbi, non tanto nei piccoli e medi. Cioè, sono 20 anni che le grandi imprese italiane hanno accumulato debiti da un lato e capacità di, con le defiscalizzazioni e altre forme di incentivo che non sono a portata di mano delle piccole, hanno liberato in realtà delle risorse che hanno consentito addirittura di arricchirsi. Cioè non tutti stanno male allo stesso modo. Allora voi, secondo il mio punto di vista, dovete scegliere il fronte dove stare, che non è un fronte di classe, ma è il fronte nel rapporto fra equità fiscale, giustizia e ripresa. Perché io non me la sento di attribuire a imprese come in questo momento, pur capacissime, le grandi imprese che si sono finanziarizzate nel momento d'oro, di avere le stesse attenuanti rispetto alla crisi di quanto ne possono avere le piccole imprese artigiane. Non sono dalla stessa parte. Cioè, la verità è che c'è chi ha sfruttato non solo la banana, anche l'albero della banana e adesso si lamenta. E noi un debito pubblico così enorme l'abbiamo accumulato mica solo per colpa dello Stato, è in tutte le direzioni. Quindi dovremmo anche essere un po' più, tra virgolette, trasparenti. Stamattina è un po' inferocito anche lui, ho visto. Beh, No, Le opinioni, Presidente. no, io ribadisco che le piccole, piccolissime e medie imprese si sono arricchite poche anche negli anni passati. Ecco, io sostengo che l'equità fiscale sia basilare, sia giusta, qui lo dico tranquillamente mettendoci nessun problema, che sia giusta anche la lotta all'evasione. Io ribadisco, però noi dobbiamo creare le condizioni per quel 68% o 53% di tassazione di portarla a livelli più bassi. Questo Comincia di lì. Siamo tutti d'accordo. Sì, anche poi il costo del lavoro, come si diceva prima, cioè non certo. può, io sono perché il dipendente prenda 2, 3, 400 euro in più il collaboratore, perché allora sicuramente ha di nuovo un allineamento col costo della vita, però non può gravare nuovamente sull'impresa, no? Perdiamo la competitività. Quindi forse servirebbe forse un patto, io a volte lo definisco generazionale, tra imprenditori, fra sindacati, Stato, tutti, dove creiamo delle condizioni dove riduciamo dei permessi, delle ferie, e butto dei concetti, mi piacerebbe che ci fosse una discussione su questo, diamo una maggiore flessibilità al mondo del lavoro, di contropartita dobbiamo dare una garanzia del lavoro, quindi facciamo dei contratti bloccati e io assumo uno, non a tempo determinato 6 mesi, ma bensì magari almeno per 5 anni. Obblighiamo l'impresa, la parte che gli defiscalizziamo, a reinvestirla nell'esercizio successivo. Sono alcuni dei contenuti del Job Act che ha predisposto, anticipato Renzi. Sì, alcuni, certo. Mi piacerebbero sono gli elementi logici, più logici, più di buon senso, oggi, assolutamente, credo che per far partire il mondo del lavoro, perché l'economia, le aziende, ma se noi non ricreiamo occupazione, lavoro, noi ci possiamo raccontare quello che vogliamo, faremo punto 10, punto 15, punto 20. Io adesso le voglio fare una domanda, per carità non voglio che entri in politica, ci mancherebbe, però le chiedo, ma questa è una... No, le chiedo, ma cioè questa incapacità, questa cocciutaggine da parte dei governi che abbiamo avuto, non sto a fare nomi né cognomi, voglio dire, secondo lei, perché
non c'è un briciolo. La politica, voglio dire, allora mettiamola così, perché la politica non riesce a risolvere con un minimo di buonsenso? Lei mi deve dare una risposta su questo, perché sarà fatta la domanda. Perché la politica non riesce a superare, cioè, questo piccolo scoglio? Cioè, un minimo di buonsenso, ragazzi, si sta tassando, si sta uccidendo questo paese, le imprese. Perché? Guardi, io non sono un politico, quindi infatti, non ho troppa esperienza, ma io da imprenditore, voglio dire. mi viene da pensare a questa cosa. Io ritengo che sarebbe indispensabile cominciare ad avere una stabilità politica di Certo. 5 anni, 4 anni, Certo. 3 anni, 8 anni. Quello Io è previsto non dalla entro, Costituzione, esatto, certo. quella che le riforme porteranno, Certo, faranno, certo. però questa persona, questa forza politica, questa coalizione ha espresso un programma, ha avuto i voti, bene, fa quel programma per 5 anni, alla fine del quinquennio, quadriennio, questa Tiriamo politica, le somme. questo programma è stato vantaggioso, positivo, negativo, gli elettori la volta dopo o Certo. riconfermano o non riconfermano quella linea. Lei dice che questa provvisorietà, questo frazionamento continuo Sì, io sono... è quello che in qualche modo... No, volevo sentire appunto il suo... Ma può essere, è il mio parere personale, non sono esperto di politica, però È stato anche generoso. È stato anche generoso, devo dire anch'io, certo. Vogliamo sentire un altro, intanto facciamo riprendere fiato a Cavini. Abbiamo un altro contributo che ci viene da Un'Industria Forlì, da Cicognani, mi sfugge il nome in questo momento, mi sembra Andrea Augusto Cicognani, adesso non ricordo bene, che ho intervistato, che è ex vicepresidente di Un'Industria Forlì, Un'Industria perché si sono riuniti Confindustria e le piccole imprese, le piccole e medie imprese, l'ABI, e ci fa un excursus. Oggi è responsabile per i rapporti sindacali, attività imprenditoriali, eccetera. Sentiamo, vediamo questo contributo, poi dopo magari lo Dottor Cicognani, commentiamo. siamo in piena crisi, ne parliamo continuamente. Ecco, siamo qui a Un'Industria e vorrei da parte di Un'Industria una visione della situazione attuale, Electrolux, Dometic, Ferretti e poi a Modigliana anche Alpi, eccetera, eccetera. Beh, la situazione soprattutto nel Forlivese, se facciamo l'elenco delle aziende in difficoltà, è sicuramente una situazione che non può non preoccupare tutti, e anche noi come associazioni industriali siamo più che mai impegnati a cercare di dare una soluzione, a trovare vie di uscita perché le aziende rimangano sul nostro territorio. Non possiamo però nasconderci il fatto che in una crisi così pesante, dove abbiamo perso quasi in media il 25% del PIL nazionale, ma se andiamo a vedere nell'economia cosiddetta reale il calo è ancora maggiore, bisogna trovare delle vie di uscita, quindi è innegabile che ogni azienda cerca il suo equilibrio, così come ognuno in famiglia facciamo i nostri conti, cerchiamo di trovare l'equilibrio. Per quanto le difficoltà vengono molte dal sistema paese, dal peso che il sistema paese ormai trasmette all'economia e quindi non siamo più competitivi, d'altra parte però in attesa di soluzioni di sistema ognuno cerca la propria di soluzione, perché anche la cellula dell'economia che è l'azienda ha bisogno di trovare il proprio equilibrio. Quindi ci troviamo a dover gestire insieme situazioni diverse, situazioni che hanno una loro specificità, ma che in sostanza tutte sono accomunate da un minimo comune denominatore, crisi dei mercati dove si va a vendere la propria produzione e quindi cercare di ridimensionarsi e di ritararsi su un livello di economicità. D'altronde non vorrei fare della facile così, facciamo dell'economia geografica. Se Electrolux ha una proprietà svedese e tutti portano a modello la Svezia come un sistema dove le persone sono molto rispettate. Ferretti, proprietà cinese, e se lo vogliamo buttare in politica abbiamo ancora un partito comunista unico, ma anche qui si fanno i conti di una certa e devono tornare i conti. Alpi è una multinazionale tascabile, una delle nostre prime multinazionali tascabili che avevamo sul territorio, ma anche loro si trovano, e quindi proprietà romagnola, si trovano a dover per forza e inevitabilmente trovare
un nuovo punto di equilibrio, perché i mercati sono cambiati. Quindi la fortuna di avere nel territorio forlivese grandi aziende di grande respiro, ma sicuramente il nostro orizzonte è il mondo, per quanto uno possa pensare di avere la fabbrica vicino a casa, ma la sua produzione, anche per la capacità delle nostre maestranze, sono andate in giro per il mondo. Quindi dobbiamo trovare un nuovo equilibrio e, ripeto, noi faremo di tutto quello che c'è possibile, ovviamente nell'affiancare le aziende che sono tutte nostre associate, ma nello stesso tempo cercare un equilibrio per il forlivese. L'unico settore che ha un trend positivo è quello dell'export. Ecco, però viene sollevato un argomento, e cioè che sì, c'è un export, ma è molto individuale, non c'è un sistema, dietro non c'è un sistema, si muove un imprenditore, va all'estero, però è da solo, non ne seguono altri, insomma va lì perché in qualche modo investe e torna con l'investimento che è andato bene, ma dietro non c'è un sistema. È questa la ragione? Le ragioni, guardi, ognuno esaminando i vari sistemi merceologici, le varie dimensioni di azienda, trova, diciamo, tecnicamente un sistema diverso. Noi come associazione abbiamo spinto molto sull'internazionalizzazione. Il nostro presidente è quasi un esperto in questo settore, in quanto da anni stiamo cercando di convogliare le nostre aziende su questo territorio, su questo versante. È ovvio, però qui si va anche a costare su un sistema di dimensioni di imprese, cioè il mondo è grande, ogni paese ha le sue leggi, devono essere conosciute, e quindi la piccola impresa, anche nostra associata, ha difficoltà ad affrontare il mercato. Quindi bisogna strutturarsi e avere tutte quelle che sono i know-how necessari per poter affrontare queste cose. Dall'altra parte però questo mette in risalto come l'Italia è in crisi strutturale, ma il mondo va. Al di là delle ultime notizie, i BRIC hanno problemi sulla moneta e via, ma sostanzialmente la differenza è questa: il mondo va, le grandi aziende che producono all'estero, che producono per l'estero, per fortuna che tirano. Un esempio su tutti, anche se non è del nostro territorio, ma secondo me rende bene l'idea: la Ferrari fa macchine da 300.000 euro in su, ha fatto nel 2013 il bilancio migliore della sua storia. Quindi nonostante in Italia non si venda più una macchina per tanti motivi, compreso anche il terrorismo fiscale. Quindi vuol dire che il mondo va. Quindi noi abbiamo due problemi: agganciarci al resto del mondo e portare le nostre aziende a far sì, soprattutto il manifatturiero, che è poi quello che è esportabile, che è quello che dovrebbe trainare tutti, e quindi conserva anche portarsi dietro il resto del sistema Italia. Ma dall'altra parte c'è il problema del sistema Italia che non può aspettare. Cioè, forse una delle colpe che tutti abbiamo come classe dirigente è che in questi 5 anni di crisi per molti è stato fare come un po' la tartaruga, chiudersi a riccio e aspettare che la crisi passi, come una delle tante crisi che ci sono state negli ultimi 20 anni. Non è così, qui siamo arrivati forse al capolinea, tutti i nodi sono arrivati al pettine, e se non si ha il coraggio di affrontare il toro per le corna, anche con scelte forse all'inizio dolorose o impopolari, ma sicuramente bisogna che le aziende ritornino prima di tutto in equilibrio economico, e da questo si riparte per lo sviluppo e la crescita. Il nome era Aurelio Cicognani, me l'ha suggerito Caruso, mi sfuggiva. Torniamo un attimo a Cavini. Internazionalizzazione, export, ecco come... La parola magica. La parola magica. Sì, l'internazionalizzazione è sicuramente una prospettiva oggi per le nostre imprese, però come diceva il direttore di un'industria, Forlì, la piccola e media impresa per andare all'estero deve avere il know-how giusto, deve avere la struttura giusta e deve avere il supporto giusto. Quindi il supporto giusto, chiaramente le associazioni si adoperano per offrirlo, per darlo, ma però dobbiamo cominciare a vedere, c'è l'azienda piccola, medio-piccola che può andare all'estero, può internazionalizzarsi. Poi c'è l'azienda piccola che non potrà mai internazionalizzarsi, ci potrà essere l'azienda del commercio che non potrà mai, cioè il negoziante questo è certo. Quindi quando parliamo dell'internazionalizzazione, secondo me verifichiamo una parte del mercato che potremo e dovremo
appoggiare, spingere e supportare per internazionalizzarsi, e lì nasce la questione di creare la rete d'impresa, creare strutture più grandi, creare management diverso rispetto alla piccola e media che è localizzata sul territorio oggi. Però noi dobbiamo anche, mi dovete scusare ma io ribadisco questo, creare le condizioni di riformare questo sistema, perché poi anche per andare all'estero dobbiamo creare le condizioni giuste perché qui ci sia la piattaforma per poter partire, se no È il problema. È il problema, Leonello, che affronteremo a questo punto nella crisi 4.0. Io ringrazio molto Paolo Cavini, presidente CNA di Imola, lo ringrazio moltissimo, ci ha aperto un altro spiraglio in questo 3.0 che noi andiamo avanti. No, ci ha fatto vedere che la luce in fondo al tunnel non si vede. Poi insomma che ci vuole anche un minimo di buonsenso, che ci manca un sistema. Credo che abbiamo dato un quadro abbastanza... i contributi sono stati interessanti. Grazie ancora, buon Grazie lavoro. Arrivederci. Io ringrazio anche Pietro Caruso. Vi abbiamo già detto che andremo al 4.0. Per adesso ci fermiamo al 3.0. Grazie per l'attenzione. Lavoro in corso prosegue. Ci vediamo la prossima volta.